Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata parlando di orientamento. Qualche giorno fa si è svolto al 311 un incontro di un roadshow, una tappa di un roadshow voluta dalla Regione Veneto insieme alle reti per l'orientamento territoriali. Si è parlato alle famiglie, si è parlato agli orientatori per aiutare al meglio la scelta futura per chi si avvicina sia al mondo della scuola e poi al mondo del lavoro. Ho ascoltato per voi Lisa Conforto, che è direttrice del COSP di Verona. Imparare a scegliere nel mondo del lavoro che cambia e sta cambiando è un progetto ovviamente che è organizzato dalla Regione Veneto. C'è anche il COSP che collabora a questo progetto importante che vede protagoniste le famiglie, le aziende, gli studenti, gli orientatori. Ma di che cosa si tratta e qual è il vostro ruolo? Allora, orientativamente è la seconda edizione di un progetto che è iniziato appunto 2 anni fa, in cui la Regione Veneto ha proposto una serie di attività appunto a famiglie, genitori, studenti e insegnanti affinché si possa capire meglio il mercato del lavoro, quindi conoscere meglio quelle che sono le nuove professioni, le competenze richieste dalle imprese e più in generale da quello che è appunto un nuovo mercato del lavoro definito appunto con un termine un po' più moderno, che è quello di essere un mercato del lavoro fluido. In questo mercato del lavoro l'intento è quello di crescere sempre, quindi non fermarsi, e nel crescere sempre l'intento è anche quello di scoprire e di capire che tipo di competenze sono richieste appunto dal mercato e come la scuola o le famiglie possono collaborare e partecipare in questa nuova conoscenza appunto del mercato del lavoro. Il rapporto tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro non è sempre così semplice. Cosa si può fare per farli dialogare? È intanto un rapporto non semplice ma indispensabile. È necessario mettere in atto strategie e occasioni di confronto e di contaminazione tra questi due mondi, indispensabili perché la scuola preparerà i futuri lavoratori e le aziende, le imprese hanno delle esigenze che vanno colte, e quindi è fondamentale un rapporto di dialogo continuo, una relazione continua, ma ripeto anche una contaminazione, perché se la scuola prepara il lavoro, comunque l'impresa il lavoro insegna, forma. In questa tappa veronese del roadshow abbiamo incontrato il rappresentante della Regione Veneto, Fabio Menin, al quale abbiamo chiesto perché la Regione ha deciso di investire in questo progetto Orientati, ma soprattutto che cosa si parlerà in questi roadshow. Orientati è il progetto di Regione del Veneto che ha come obiettivo la costruzione di un sistema di offerta di orientamento sul territorio. Sono 17 le reti costituite sul nostro territorio, tra cui alcune reti di Verona, e l'occasione di questa sera è l'ennesima tappa, la quinta tappa del Roadshow Orientati, quindi un percorso itinerante che ha come obiettivo quello di proporre sul territorio il sistema di servizi che le reti veronesi nel caso specifico, offrono ai ragazzi e alle loro famiglie che sono in una fase di scelta, di transizione, di individuazione del proprio percorso personale. Il dialogo fra scuola e mondo dell'impresa è, uno degli elementi fondamentali dell'offerta formativa regionale. L'idea che non esista offerta formativa se non attraverso un dialogo col mondo del lavoro caratterizza tutta l'offerta formativa regionale, dall'offerta di orientamento per i ragazzi di terza media e che stanno affacciandosi a nuove prospettive di sviluppo del proprio percorso di studi, fino ai ragazzi che dopo il diploma di maturità scelgono quale è il proprio percorso migliore, l'università, gli ITS e il mondo del lavoro. Un mercato del lavoro che cambia, ne abbiamo parlato insieme a Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro. Innanzitutto il cambiamento è la caratteristica principale e quindi la capacità di stare sul cambiamento è la sfida per le imprese e per le persone. Sono cambiati i settori, abbiamo perso molta manifattura, abbiamo però conquistato nei servizi, abbiamo recuperato tutti i posti di lavoro che avevamo perso dal 2008 e nel frattempo però sono cambiati almeno 2 elementi. C'è stata una maggiore polarizzazione alte e basse qualifiche, e cioè non ci sono più le qualifiche intermedie, ci sono le alte professioni e le basse professioni, e poi c'è una forte difficoltà
a trovare le persone, cioè un mismatch in domanda e offerta di lavoro. Dovuta a che cosa? Dovuta sia a questioni demografiche, non ci sono le persone, sia a questioni legate alle competenze. La sfida in questo momento è appunto di stare sul cambiamento, ma certamente il lavoro non mancherà. Un 2020 che è cominciato velocissimo per tutti, siamo già nel mese di febbraio, ma per questo motivo, visto che si sta avvicinando pian piano la bella stagione, vogliamo avere anche qualche indizio su quelle che saranno le tendenze per il 2020 riferite al mondo dei capelli. Per questo sono ospite qui da Denis Zorzi, al quale abbiamo posto proprio questa domanda: come sarà il 2020? Siamo in compagnia dell'hairstylist Denis Zorzi, abbiamo tante novità per un 2020 che ha sicuramente delle caratteristiche particolari perché cambiano i prodotti, cambiano le acconciature, cambiano gli stili. Che cosa succederà? Guarda, noi siamo carichissimi, Elisa, perché il 2020 per noi è un anno da ricordare. Sono 20 anni di attività del nostro salone, 30 anni di lavoro come acconciatore, per cui sarà un anno dove ci siamo impegnati ad arricchirci di novità anche noi in campo sia cosmetico che in campo artistico. Ci saranno novità nel mondo del colore, perché stiamo seguendo e stiamo collaborando con uno stilista internazionale che apporta un po' al mondo del colore una novità data da un cambiamento di colorimetria a 360 gradi, per cui non lavoreremo più su capelli troppo schiariti per ottenere dei biondi freddi, ma ci sarà tutto un concetto completamente nuovo, cui stiamo lavorando già ormai da mesi. Ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Rispetto alla carta, gli schermi digitali emettono luce e quindi riflessi e possibili abbagliamenti. Spesso questo genera dei disturbi e per alleviarli si consiglia di seguire la regola del 20-20-20. 20 secondi di pausa ogni 20 minuti guardando a 20 piedi di distanza, che sono 6 metri. Tale regola però può non bastare, serve una correzione più adatta a queste nuove esigenze. La nostra soluzione per il benessere visivo è la lente monofocale evoluta Sync di Oya, che aiuta a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Consente una visione ottimale da lontano e presenta una zona potenziata nella parte inferiore per la visione da vicino. Novità sicuramente che avranno dei vantaggi per la cute e per i capelli appunto delle tue clienti, ma di cosa si tratta? Vuoi darci qualche anticipazione? Allora, stiamo lavorando, come ti dicevo, su questo progetto di colorazione alternativa, ossia lavoriamo su una colorazione che porta a un effetto ottico del capello, per cui capello meno stressato da decoloranti, capello meno stressato da agenti chimici. Stiamo proprio lavorando a un progetto di naturalezza. In questo campo inseriremo anche una nuova linea di erbe colorate, gli enne, che verranno in questo momento. Stiamo lavorando con alcune tonalità, lavoreremo con una tonalità molto più ricche, proprio perché siamo vicinissimi a quello che è la cura, all'attenzione del capello della cliente. Hairstylist, abbiamo parlato della cute del capello femminile, in realtà ci sono delle novità già da tempo, ma novità dedicate anche all'uomo. In che senso e che cosa significa avere i capelli curati per un uomo? Perché anche l'uomo ci tiene. Finalmente avremo anche questa cosa, non possiamo al momento esprimere il nome del partner che ci vedrà protagonisti a breve, ma ci sarà anche una linea dedicata all'uomo con prodotti comunque organici derivati dalla natura, per cui lavoreremo sempre con i nostri oli essenziali, lavoreremo con prodotti veramente strepitosi. Parliamo di passione a due ruote ed in particolare di un team veronese, Post Corse, che abbiamo avuto il piacere di incontrare durante la presentazione del team 2020. Per conoscerlo più da vicino ho voluto ascoltare il loro team manager Beppe Olivieri. 20 anni di team veronese, Post Corse, siamo qui con il nostro Beppe Olivieri che da 20 anni rappresenta questa importante realtà sportiva. Come è nata questa passione? Da ex pilota ho appeso il casco al chiodo, quindi però non riuscivo a stare distante da questo mondo che mi ha dato tante soddisfazioni e da lì l'idea di fare un team per gioco e non pensavo che poi si arrivava fino a qui. Sono 12 le figure professionali che gravitano attorno a questo team che quest'anno avrà un campionato importante. Che tipo di professionalità servono per avere una squadra competitiva?
Allora, naturalmente tanti tecnici specializzati, ognuno nel suo settore, quindi abbiamo dei telemetristi dove loro effettuano l'acquisizione dati della moto per poi portare questi dati ai tecnici che vanno ad operare sulla moto. Abbiamo dei meccanici, abbiamo dei tecnici motoristi e dei sospensionisti. Qual è l'ingrediente o gli ingredienti per avere un team che funziona da oltre 20 anni? Che ognuno deve fare il suo ruolo. Io dico sempre che la fortuna di Postcorse è che io non sono meccanico, quindi curo tutto quello che è poi l'aspetto manageriale, piloti, sponsor, genitori dei piloti, e i tecnici li fanno chi è capace. Per vedere in pista il team veronese Postcorse vogliamo ricordare quelle che saranno le prossime date da seguire proprio nei circuiti di dove? Allora, noi cominceremo il 26 aprile da Misano Adriatico, poi il 25 maggio ci sposteremo sull'autodromo di Imola, proseguiremo con Mugello, poi torniamo a Misano, ancora Mugello e l'ultima tappa a ottobre a Vallelunga. Spesso le passioni si tramandano di padre in figlio, in questo caso di padre in figlia, perché la nostra Arianna Barale, che è una pilota giovanissima, ha imparato ed ha amato le due ruote grazie alla passione del papà che ho incontrato per voi, Alberto Barale. Alberto Barale, ex pilota e amatoriale, con la responsabilità di aver trasmesso a una figlia questa grandissima passione. Diciamo che la colpa è mia, una colpa è mia che l'ho iniziata questo sport così crudele e no, scherzi a parte, è stata una cosa un po' naturale, nel senso che lei veniva e mi seguiva nelle mie garette e era sempre stata molto interessata, cioè si vedeva, io ho due figlie e una assolutamente evitava anche solo la presenza, mentre Arianna si vedeva già quando aveva 3-4 anni che era interessata all'articolo. E per puro caso mi è stata regalata una minimoto, anche perché io forse non gliel'avrei manco comprata, mi è stata regalata. Cosa ho fatto? Ho messo Arianna sopra a 5 anni e si è capito subito che la passione c'era. Poi la velocità si vedrà nei campionati importanti, ma la passione c'era e da lì si è andati avanti. Si chiama Arianna Barale e sale già sulla moto da parecchi anni, ha solo 12 anni, la sua passione è nata, come avete ascoltato, grazie alla passione che ha il suo papà, ma vogliamo ascoltare dalla sua voce perché ha deciso di salire in sella, quali sono le sue aspettative e soprattutto come vive questo mondo che spesso è un mondo di soli maschi. Allora, mio papà correva in moto e mi portava sempre a vedere le sue gare e mi aveva regalato una minimoto cinese e ho iniziato a correre delle pistine e poi è iniziato tutto quando avevo 6 anni. Beh, correre in pista per me che sono una ragazza è molto emozionante ed è uno sport molto diverso dagli altri, ecco. Beh, io spero di arrivare al mondiale, anche se non è facile, però andiamo avanti e dai. Abbiamo il piacere di avere con noi Daniela Tognoli, campionessa sulle due ruote. Com'è stata questa esperienza e soprattutto tanti giovani oggi qui che si avvicinano a questo sport, che cosa suggerisci? La mia esperienza ovviamente è del tutto femminile, correvo negli anni, fine anni 80, cioè 90, fine 80, inizio 90 ed effettivamente ero una mosca bianca. Adesso le donne si vedono molto di più in pista. Diciamo che io sono stata l'unica donna italiana a approdare al mondiale contro tutti gli uomini e poi sono arrivate anche le spagnole. Diciamo che sono qua a promuovere il motociclismo femminile, soprattutto nella realtà del mondiale della categoria Moto 3 e promuovere la parte femminile, il motociclismo femminile. Diciamo che Arianna per me potrebbe essere veramente la ragazza su cui puntare, su cui comunque la federazione italiana dovrebbe puntare perché è veramente talentuosa. Si chiude anche questa puntata del Lavoro a 360 gradi, vi aspetto puntuali con il Lavoro a 360 gradi e con Elisa Tagliani. Alla prossima!